ETRA e il comune di Rossano Veneto sono intervenuti sulle strade del confine, dove da qualche giorno alcuni passanti ci avevano segnalato la presenza di detriti e un cumulo di guaine catramate. Il tutto sul letto di un campo coltivato a pochi passi dalle fattorie della zona. Territorio, è bene ricordarlo, di proprietà privata. Voglio che sia chiaro per tutti una cosa, perché è facile dire ma sono ancora lì, non sono venuti a prenderle, cosa succede, il comune. Allora, per tutte le segnalazioni di rifiuti abbandonati che arrivano in comune, noi facciamo uscire i nostri dipendenti che controllano che tipo di rifiuti sono e soprattutto in che proprietà sono. Se sono rifiuti, diciamo così, che possono essere compatibili con il secco, li raccogliamo anche se sono in territorio privato. Se invece si tratta di rifiuti speciali, la procedura non è così semplice. Il proprietario deve richiedere la rimozione a delle ditte specializzate. Non è sintomatico rifiuto, avviso e qualcuno esce a prendere e a bonificare tutto quanto. Non è così immediato.